qui da Terre Evolute, Festival della Bonifica, in compagnia con Daniele Salvagno, presidente regionale di Coldiretti. Presidente, abbiamo parlato del tema della fissazione dell'acqua nel terreno. Assolutamente sì, perché penso che sia un valore inestimabile per l'agricoltura, che dà servizio anche di questi cambiamenti climatici repentini, e quindi noi dobbiamo essere dei veri e bravi agricoltori che conducono un'azienda agricola con un'alta capacità attrattiva di quest'acqua, in modo che così non defluisca nei fiumi, nei torrenti, perché altrimenti andiamo a danneggiare quello che è il sistema idrico nazionale. Quindi è fondamentale che l'acqua rimanga in montagna per non scivolare a valle. Questo è un modo per salvaguardare anche il cittadino, che si sente più protetto per un'agricoltura più sana e sostenibile e veramente del territorio. Grazie Presidente. Grazie a voi. Il nostro messaggio è un messaggio che ha come obiettivo quello di toccare un po' tutti i settori. Abbiamo coinvolto i cittadini non solo in simposi tecnici scientifici, ma in tante iniziative culturali, in mostre di pittori, in approfondimenti letterari con dei libri, con gli incontri con l'autore. Ecco, tutte iniziative che hanno come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza della conoscenza del nostro territorio, perché solo conoscendo il nostro territorio abbiamo visto che la gente, il cittadino comune, riesce ad apprezzare l'ambiente dove vive, conosce la storia e soprattutto guarda al futuro rispettando un po' di più l'ambiente dove vive. Sono in compagnia di Giuseppe Romano, presidente Ambi Veneto. Quando parliamo di Festival della Bonifica, di Terre Evolute, parliamo anche di una sfida che voi volete lanciare. Beh certo, quando abbiamo pensato a questo festival in collaborazione con le associazioni agricole, con i consorzi, con l'Università di Padova, volevamo lanciare una sfida, che era quella di arrivare al centenario, che è nel 2022, il centenario delle bonifiche, dell'istituzione delle bonifiche integrali in Veneto e in Italia, di arrivare con il 2022 appunto a creare le condizioni per poter lanciare una nuova sfida, perché il territorio ha sicuramente bisogno di una nuova sfida, il territorio ha bisogno di risposte e noi su queste risposte vogliamo averle per darle a questo territorio attraverso appunto una collaborazione, una condivisione di percorso con gli attori di questo territorio. Soprattutto anche di concretezza avete parlato. A noi piacerebbe arrivare anche prima del 2022 con delle proposte concrete da poter fare poi gli attori, che non sono altro che la politica, attraverso la PAC, attraverso le azioni del governo e della regione, appunto per dare concretezza alle azioni che noi stiamo costruendo giorno per giorno in questo territorio. Entriamo nel vivo della tematica parlando direttamente con Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto. Presidente, quando si parla di acqua in questi giorni per il Veneto si parla anche di un problema, soprattutto per l'agricoltura. Siamo passati da un momento che mancava tantissima acqua, c'è stato l'allarme siccità lanciato a febbraio perché erano ormai 4 mesi che non pioveva, a un momento invece che adesso di acqua ne abbiamo troppa. Questo è un caso emblema di come stiamo vivendo quelli che sono cosiddetti cambiamenti climatici, che dovremo nel prossimo futuro fare sempre più conto. C'è una necessità strategica di riuscire a raccogliere l'acqua, per cui questo convegno, parlare di bonifica, parlare di irrigazione è molto importante, bisogna avere bacini di raccolta dell'acqua per i momenti più difficili per l'irrigazione durante l'estate, ma bensì bisogna anche pensare a quello di proteggerci dalla troppa acqua con opere di bonifica. I consorzi di bonifica sono strutture presenti al territorio da tantissimi anni, da decenni, e sono strutture che devono essere rafforzate perché hanno non solo un'importanza per l'agricoltura ma per tutta la popolazione che risiede su un territorio. I consorzi hanno un ruolo importante in questa tematica. L'accordo di Parigi sul clima, successivamente la Carta di Milano dopo Expo, hanno creato i presupposti e le condizioni nel paese tutto di una nuova cultura rispetto al tema agricoltura, alimentazione, salute dei cittadini, sicurezza dei territori. In questo i consorzi di bonifica si sono preparati ad essere uno strumento portentoso, direi. Il Veneto
ne è un esempio di come queste tematiche tutte quante insieme possono essere protagoniste appunto per territori originali distintivi, sicuri, che consentano agli stessi di avere una capacità di crescita e di occupazione che in questo Paese credo siano una necessità. Prospettive future positive quindi? Positive se la rapportiamo a quella che è la nuova PAC che verrà. Partirà subito dopo le elezioni un dibattito, dovrà essere un dibattito che vede il nostro Paese protagonista, caratterizzando quella che è la nostra agricoltura, un'agricoltura che non sarà quella che sfama il mondo, ma sicuramente dal punto di vista della originalità, della distintività, può essere in grado di competere nel mondo come i dati dell'Export dimostrano. Ecco, questa agricoltura ha bisogno di acqua quando occorre, ha bisogno di acqua di qualità. Noi siamo in grado di essere in questo un grande aiuto a questa agricoltura e quindi a questi territori, a questo Paese. Abbiamo capito che i consorzi, quando si parla di acqua, di irrigazione e di sistemi idraulici, sono fondamentali, soprattutto nell'ambito dell'agricoltura. Ne parliamo con Giorgio Piazza, il presidente del Consorzio Veneto Orientale. Sì, sono fondamentali perché è parte integrante della loro storia, in quanto porto ad esempio il territorio del nostro consorzio che insiste diciamo, sulla striscia adiacente al mare dal tagliamento sino alla laguna nord di Venezia, su 130.000 ettari di territorio, compresi i centri urbani, ne ha circa 80.000 sotto il livello del mare. Allora, chiaro ed evidente che il compito principale in questo caso, siccome l'acqua, come sappiamo bene, difficilmente va in salita, ma in discesa sì, deve essere sollevata meccanicamente. Quindi noi abbiamo una parte importantissima del nostro territorio che sta sotto il livello del mare e anche un'altra parte consistente del nostro territorio a livello percentuale che ha il cosiddetto scolo meccanico alternato, quindi misto, quindi scolo naturale e scolo meccanico. Quindi una complessità e all'interno anche una fragilità del territorio che va gestita ora per ora quotidianamente, e quindi noi vorremmo con questo festival arrivare al 22 per proprio dare giusto spazio e proposte per questo storico convegno a 100 anni dalla sua tenuta nel 1922.